Sicuramente è stata una bellissima sensazione vincere il campionato del mondo in Inghilterra. Ho combattuto 2 giorni, il secondo giorno ho fatto la finale contro il campione inglese. Non è stato per niente facile, battere il campione inglese in Inghilterra è stata una bellissima sensazione, anche se è stato difficile. Ho mille pensieri che mi passano per la testa. Uno dei tanti è quando l'arbitro alza il mio braccio al cielo e mia madre che grida, il mio coach che mi prende in braccio urlando, mio padre che con gli occhi quasi pieni di lacrime. Tutto è stato tutto molto bello. Ora ho tantissimi progetti in corso, non mi voglio fermare come atleta. Tra i tanti progetti c'è la mia palestra, chiaramente. Che dire? Che vuoi dire? Io devo dire che Graziano veramente ti faccio i complimenti perché dai primi elementi è stato determinato, motivato, ha dato tutto quello che poteva dare. Effettivamente ha delle bellissime potenzialità come atleta, caratteristiche a 360 gradi. Ci siamo allenati duramente perché io sono stato dietro di lui sempre, non ho cercato di trasmettere tutta la mia esperienza e devo dire che è andata a buon fine. Sono veramente soddisfatto di Graziano, veramente. Mi ha fatto rivivere un secondo mondiale, mi ha dato una bellissima emozione. Spero di vederlo in altre manifestazioni di questo livello. Sì, io ne approfitto per ringraziare il presidente Alessandro Cecchini che mi ha dato l'opportunità e mi ha convocato in nazionale e dopo questo mondiale mi ha riconfermato all'anno prossimo per la Grecia 2018, dove speriamo di tenere in alto ancora il titolo, la bandiera italiana e siciliana.